L'allarme della CGIL con le novità introdotte nell'esecutivo, c'è il rischio concreto che nei prossimi mesi si possa assistere a un incremento esponenziale di false partite IVA. Sindacato in piazza il 9 febbraio a Roma. Ancora razzie nella Marca, Sant'Angelo di Treviso, nel mirino l'abitazione di un'anziana messa completamente a soqquadro. I banditi cercano anche nella confezione di Pandoro. Allerta smog, lettera del consigliere regionale Zanoni alla Commissione europea. In Veneto dice violato il diritto alla salute, ma le imprese restano contro i blocchi. Dicono il vero problema sta nelle caldaie. Pistole elettriche e droni per la sicurezza in città, la ricetta del nuovo comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo, che a Bibione aveva già usato le telecamere volanti contro il fenomeno degli abusivi in spiaggia. Olimpiadi invernali 2026, il dossier Cortina Milano presentato al CIO, cerimonia di apertura prevista allo stadio Meazza di Milano, la chiusura all'Arena di Verona, 14 siti olimpici. Aveva deciso di non riconoscere il figlio, lasciarlo in ospedale, poi la giovane mamma ci ha ripensato ed è tornata a riprenderlo, è successo a Treviso. Tra pochi minuti a Monastier la cena solidale con i camerieri speciali, sindaci e assessori dei comuni attraversati dal Piave, i soldi raccolti destinati alle popolazioni colpite dall'alluvione della Golena. Questa sera alle 21:15 nuova puntata di 40, il programma che ripercorre con le immagini del nostro archivio la storia della Marca e del Veneto, raccontate da Antena 3. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali torna in primo piano a parlare di economia, della manovra e anche delle prospettive per il lavoro. Oggi il punto della situazione della CGIL, che ha parlato anche, in riferimento alla manovra, di un allarme vero e proprio sul rischio di esplosione di false partite IVA. Ma non è solo questo il punto che porta i sindacati e porterà i sindacati in piazza il 9 febbraio a Roma. La manovra del governo non convince i sindacati, pronti a scendere in piazza Roma il prossimo 9 febbraio in una manifestazione unitaria. Diversi punti che preoccupano le associazioni dei lavoratori, tra questi la CGIL Treviso ne evidenzia uno in particolare che riguarda le partite IVA. Il regime dei minimi forfettari allargati in quella modalità con in contemporanea la restrizione dei tempi determinati del decreto dignità può generare indurre alcune realtà, o meglio alcuni imprenditori in alcuni settori, in particolare logistica ma in realtà anche edilizia, a in qualche modo non assumere più le persone a tempo determinato, ma a dirgli: vuoi lavorare con me, apriti la partita IVA. Ma questo è solo uno degli aspetti sui quali la CGIL Treviso concentra la propria attenzione, allargando lo sguardo più in generale alla situazione occupazionale nella Marca. Il sindacato fa una fotografia dell'andamento del lavoro dal 1 marzo 2008 all'inizio della crisi al 30 settembre 2018 e quello che emerge è una grande trasformazione territoriale, con aree come quella dei Pieve di Soligo e Vittorio Veneto particolarmente in sofferenza e quelle invece con le maggiori infrastrutture e strade in crescita. Come nei centri urbani più importanti si concentrino le situazioni più dinamiche a discapito invece delle zone periferiche della provincia, in particolare quelle della zona pedemontana. Questo è un dato che deve far riflettere, perché quelle zone non vanno abbandonate. La fotografia della CGIL mostra poi come la provincia di Treviso nel periodo in esame abbia guadagnato oltre 13.300 unità, di questi però solo 1.260 a tempo indeterminato. Crescono agricoltura e soprattutto i servizi, ad indicare una terziarizzazione dell'economia. Soffre pesantemente invece l'industria. Perdono oltre 5.600 unità le costruzioni, ma ancora di più il Made in Italy, legno, mobilio e tessile in calo complessivamente di quasi 9.000 professionalità. In generale, laddove c'è un incremento occupazionale, questo non si traduce sempre, spiega il sindacato, in una migliore qualità delle condizioni lavorative, un aspetto che diventa ancora più tangibile quando si analizza il dato relativo all'occupazione femminile. E se da una parte c'è il ritorno della donna nel mondo del lavoro, e questo è un dato positivo, dall'altra parte la qualità del rapporto di lavoro sicuramente è in un settore, quello dei servizi, nella quale, come dicevo prima, appunto la flessibilità e anche la tipologia del contratto ha dinamiche diverse rispetto a quelle che ci sono in altri settori. L'economia sta rallentando, spiega Giacomo Vendrame, non si è ancora recuperato del tutto quanto perso negli anni della crisi e se non arrivano dalla politica misure adeguate, che chiarisce il segretario generale, si rischia di tornare indietro. La legge di stabilità fa cassa sui pensionati, quindi non risolve il problema dei consumi, non risolve il problema degli investimenti, non risolve i problemi veri dello sviluppo del nostro Paese, e quindi impoverendolo il Paese o non rilanciandolo. Adesso la questione sicurezza, ancora razzie nella Marca, l'ultimo ordine di tempo è avvenuto a Treviso, nell'abitazione della imprenditrice Cristina Varisco,
sorella dell'artista del cristallo Marco e proprietaria dell'omonima bottega di cristalli artistici proprio a Treviso. Una razzia in casa, approfittando dell'assenza della proprietaria, diverse migliaia di euro il bottino ancora da quantificare, con gioielli e soldi spariti. Il quinto, a quanto pare, furto in pochi anni per l'imprenditrice trevigiana. E in zona Sant'Angelo un altro furto, ancora approfittando di una assenza di appena mezz'ora della proprietaria, un'anziana rimasta ovviamente sconvolta, e anche in questo caso l'abitazione messa completamente a soqquadro. Via San Trovaso, i confini tra i comuni di Treviso e Preganziol, case e villette circondate dalla campagna, una zona tranquilla almeno fino a ieri pomeriggio, quando i ladri, dopo aver forzato questa finestra, si sono introdotti nell'abitazione della signora Sofia Tagliapietra. La donna, 82 anni, è uscita intorno alle 17 per recarsi a casa di un'amica che abita a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Una visita veloce, dopo circa 3/4 d'ora l'anziana rientra e capisce subito che qualcosa non va. Sono venuta dentro e mi sono accorta che qua era tutta roba per terra. E là mi un po'. Nonostante la paura, la signora si sposta nelle altre stanze, dove nota delle porte che lei aveva chiuso, ora aperte, e diversi oggetti a terra. A quel punto chiama la figlia, è spaventata, non ha nemmeno il coraggio di salire al primo piano. Non sono andata, no, avevo paura. Solo dopo l'arrivo della figlia del genero trova la forza per salire nella zona notte, dove i ladri, alla ricerca di soldi e gioielli, hanno messo a soqquadro ogni stanza, non senza prima essersi preparati delle vie di fuga, lasciando spalancate le finestre che si affacciano sui campi retrostanti. Una volta scesi al piano terra, i banditi hanno rovistato in salotto, cercando i soldi all'interno della stufa e persino nella confezione del pandoro. Alla fine, forse disturbati dal rientro della proprietaria, sono fuggiti, portando via solo alcuni oggetti di bigiotteria, nulla di valore, ma il danno, soprattutto morale, è grande. Il morale, quello sì. Tutto per aria, tutto. Per fortuna che non me li sono trovati davanti, dice ora la signora Sofia. Fa male, sì. Si resta scioccati. È una zona molto colpita, quella ai confini tra Treviso e Preganziol, San Trovaso, spesso nel mirino dei ladri. Stasera ai nostri microfoni il sindaco del comune bersagliato a Preganziol negli ultimi tempi spiega: stiamo facendo tutto il possibile. Siamo veramente stanchi di questa situazione che diventa insostenibile per noi e per i cittadini. Il sindaco di Preganziol raccoglie le preoccupazioni dei suoi concittadini, stanchi di essere quasi quotidianamente bersaglio dei ladri. Furti o tentati furti nel comune trevigiano sono ormai all'ordine del giorno. Anche ieri sera i banditi hanno tentato di arrampicarsi su una tubatura, senza però poi riuscire ad entrare nell'appartamento lungo il terraglio a pochi passi dal centro di Preganziol. Il comitato Preganziol Viva ieri ai nostri microfoni, con il suo portavoce Cristian Badina, aveva puntato il dito contro il progetto per la sicurezza urbana del comune, che secondo loro non avrebbe dato i risultati annunciati. Qualcuno dice che i progetti non si sono visti, ma basta vedere insomma gli atti, le carte e la presenza dei vigili sulle strade che per mesi si sono impegnati per cercare di prevenire problemi su quel fronte e non solo. A questo si aggiunge il controllo del vicinato, in arrivo anche a San Bugè, una delle frazioni maggiormente prese di mira nelle ultime settimane. Proprio a San Bugè abbiamo raccolto 63 adesioni, è il gruppo più numeroso del comune, il nono gruppo, il più numeroso del comune, e proprio questa mattina, fra pochi minuti, avrò l'incontro col papabile coordinatore per avviare il gruppo anche lì a San Bugè. Il comune sta facendo tutto quanto è possibile, sottolinea il sindaco, che poi lancia un'ultima stoccata. Se qualcuno ha voglia poi di agitare spettri per ritorni elettorali, insomma, sa che deve rivolgersi anche a chi è effettivamente di competenza. C'è un Ministero dell'Interno e parliamo insomma con chi di dovere. Ed ora la situazione smog a Treviso: da un lato i livelli di PM10 che non scendono, dall'altro le categorie produttive che chiedono deroghe sullo stop al traffico, chiedendo anche di intervenire su chi, secondo loro, veramente inquina. 20% da auto e 80% da caldaie vecchie o da altre forme di riscaldamento. Sono queste per gli artigiani trevigiani le fonti di inquinamento dell'aria in tutta la Marca e particolarmente a Treviso, ad oggi la città più insalubre d'Italia, come ha scritto il consigliere regionale Andrea Zanoni a Bruxelles, chiedendo un intervento dell'Europa nei confronti del Veneto.
Si stimano in non meno di 100.000 le caldaie obsolete da sostituire in tutta la provincia. Quelle più inquinanti, circa il 10%, sono in fabbriche o capannoni e funzionano con l'olio esausto di automobili e camion, con pessime ricadute sull'aria che respiriamo. Secondo Confartigianato Treviso, è lì che la politica deve intervenire rispetto ai vari blocchi del traffico, che poco incidono sui livelli di inquinamento dell'aria, ma molto sul lavoro degli artigiani, che hanno risolto il problema accordandosi con le amministrazioni comunali. Le ordinanze hanno 1000 deroghe, però mettere in atto o una ricevuta fiscale o un DDT di trasporto dove identifica il luogo di posizione dove io artigiano vado ad operare, o semplicemente un SMS presso la polizia urbana del comune, mi mette in condizione io di poter entrare con l'Euro 3, Euro 4 a seconda dopo dei fermi macchine, insomma. Intanto il Comune di Treviso rinnova gli incentivi per caldaie e bici elettriche. Abbiamo messo a disposizione 200.000 euro per un piano caldaie per la mobilità sostenibile con le bici a pedalata assistita, 190.000 euro solo per le caldaie. È un incentivo fortissimo, il più alto mai fatto, e sul sito comune ci sono tutti i documenti per accedere a questo. Belle prospettive, ma intanto proseguirà per tutto il fine settimana l'allerta arancione a Treviso con il blocco dei diesel fino a Euro 4. Anche perché fino a lunedì in comune non arriveranno i nuovi dati delle centraline, visto che in ARPAV di sabato e domenica non si lavora. Insomma, l'inquinamento dell'aria è un problema che può avere veloci e soprattutto economiche soluzioni sulle emissioni partendo dalle caldaie. 2.000 euro di costo dell'installazione caldaia, incentivo 50% 1.000 euro più il contributo da parte del comune, che sono a seconda dei comuni 500-700 euro. Fate conto voi, 300 euro, insomma il privato si porta a casa una caldaia performante. L'annuncio ieri del nuovo comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo, oggi la presentazione in comune. Droni e pistole elettriche per aumentare la sicurezza in città. Sono questi i primi ingredienti del nuovo corso per la Polizia Municipale di Treviso, che da oggi è guidata dal nuovo comandante Andrea Gallo. Classe 1971, 3 lauree e casa San Donà, il sostituto di Maurizio Tondato proviene dal comune di San Michele al Tagliamento, che vuol dire soprattutto la piazza di Bibione, certamente non facile, in particolare d'estate. Io parto da un'esperienza che ho fatto a Bibione, proprio con il drone, quest'estate, ha sortito effetti estremamente positivi, quindi credo che sia un'idea da perseguire assolutamente. Qui Gallo ha sperimentato anche i cani antidroga per lo spaccio tra pineta e spiaggia. È stato il comando che 10 anni fa ha avuto la prima unità cinofila, per cui credo che la forza maggiore sia stato il controllo effettivamente degli stranieri, sia quelli senza permesso di soggiorno che quelli irregolari ma che fanno attività commerciali abusive. Sabbia, che pare essere stato il trade union di tutta la sua carriera, iniziata a Jesolo e proseguita a Caorle, per un curriculum di tutto rispetto. Scelta un po' a pelle, mi piace molto il fatto che sia intanto un comandante giovane, che sappia comunicare bene e soprattutto che gli piacciono le sfide con le nuove tecnologie, perché credo che sia esattamente in linea con gli obiettivi che questa amministrazione si è posta. Attualmente sono 80 i vigili trevigiani, a breve ne arriveranno altri 5 e un nuovo ufficiale, il tutto per riportare una storica presenza. Riuscire a garantire la presenza del vigile nei quartieri. Sindaco che già ha avallato le pistole elettriche ai vigili. Treviso potrà dotarsi anche di questi nuovi strumenti, queste pistole a impulso elettrico, e quindi nuove strumentazioni in dotazione agli agenti, anche questo credo sia estremamente importante. Allora, le immagini dell'incendio scoppiato ieri sera in via San Giovanni a Valdobbiadene. Le fiamme hanno devastato il tetto di un'abitazione, distrutti ben 10.000 metri quadrati di copertura. A provocare il rogo, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato il malfunzionamento della canna fumaria. Fortunatamente nessun componente della famiglia residente è rimasto ferito né intossicato. Diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate da Montebelluna a Treviso per mettere in sicurezza la struttura, sul posto anche i carabinieri. Adesso torniamo a parlare delle Olimpiadi e del 2026, Giochi invernali e la candidatura a Cortina Milano, con il sostegno del governo arrivato ieri e il dossier partito proprio ieri direzione Losanna al presidente del CIO, è arrivato oggi, 120 pagine. Le prime anticipazioni parlano di una cerimonia di apertura prevista nel dossier allo stadio Meazza di Milano, la chiusura invece all'Arena di Verona. Quanto alle gare, 14 siti olimpici previsti, divisi in 4 cluster, in 4 zone: Milano, Valtellina, Cortina e Val di Fiemme. Nel capoluogo lombardo sono previsti hockey, pattinaggio artistico e short track. In Valtellina protagoniste le piste di Bormio e lo Stelvio per le prove dello sci uomini.
a Livigno lo snowboard e il freestyle. Cortina sarà protagonista con il curling e poi al Centro Monti le gare di bob, slittino e skeleton. Lo sci alpino al femminile sarà sulle Tofane e poi in Alto Adige il centro del biathlon. Questo quindi il dossier arrivato a Losanna dopo il sostegno giunto ieri dal governo e atteso anche dalle regioni. Sentiamo. La notizia è arrivata ieri in serata ed è rimbalzata subito in tutti gli uffici. Il governo ha firmato la lettera di candidatura congiunta di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali 2026. Il documento, indirizzato al presidente del CIO, dà le proprie garanzie in tema di rispetto dei diritti umani, osservanza delle leggi, contrasto al doping, mantenimento della sicurezza. Il dossier con 40 chiavette con tutti i documenti richiesti ha preso il treno ieri sera con destinazione Losanna. La notizia è arrivata dal Comitato Esecutivo Milano Cortina 2026. Soddisfatto il presidente della regione Luca Zaia, ottima notizia, grazie al governo, commenta, che si affianca ufficialmente in questa corsa tanto complessa quanto entusiasmante. Ora, ha aggiunto il presidente, vale il motto uno per tutti, tutti per uno. Per quanto riguarda gli oneri a carico dello Stato ci saranno solo i costi necessari a garantire la sicurezza. Fin dall'inizio infatti il Movimento 5 Stelle dopo il ritiro di Torino aveva sempre sostenuto che i costi sarebbero stati interamente a carico delle regioni Lombardia e Veneto e dei due comuni ospitanti. Nei giorni scorsi una missiva inviata a Roma a firma dei sindaci Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina e dei governatori Attilio Fontana e Luca Zaia, i comuni e le regioni si erano detti pronti alla firma di un accordo a 4 per assicurare la copertura degli oneri finanziari per organizzare e gestire i giochi con l'impegno a rifondere l'eventuale saldo negativo tra incassi e costi sostenuti dallo Stato. Il governo però, sempre secondo fonti, non sarebbe intenzionato a sostenere alcun onere al di là di quelli per la sicurezza. Oggi il dossier italiano è stato recapitato al CIO, esulta Giancarlo Giorgetti, sottosegretario allo sport. Sono soddisfatto per il via libera alle condizioni concordate. Un bel segnale, ora vinca il migliore. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi andremo a Monastier per una cena solidale molto particolare. Rieccoci in studio in diretta, fra poco ci collegheremo con Monastier dove vedremo probabilmente all'opera anche dei sindaci che fanno i camerieri per una sera. Prima però la storia di una mamma che aveva deciso di non riconoscere il figlio appena nato, di lasciarlo in ospedale, poi ha cambiato idea ed è tornato a riprenderselo. Questo bimbo non lo voleva, non sono bastati i mesi di gravidanza per farle cambiare idea, voleva darlo via. Così dopo il parto ha scelto di non riconoscere il proprio figlio. Non lo ha preso in braccio, non lo ha baciato né coccolato. Una mamma, dopo i giorni di ricovero, dopo aver dato alla luce il piccolo, se n'è andata senza riconoscerlo, pronto per essere affidato all'amore di un'altra famiglia. Ma poi sono passati solo 3 giorni ed è tornata di corsa in ospedale. La giovane donna ci ha ripensato, gli occhietti del piccolo hanno guardato per la prima volta quelli della mamma ed è potuto tornare a casa con lei. Una storia a lieto fine, a volte però l'unità di ostetricia si trova a dover far fronte a situazioni difficili di grande sofferenza. Al Cafoncello si sono registrati nell'ultimo anno 3 casi. In 2 di questi la famiglia ci ha ripensato all'interno dei 10 giorni concessi dalla legge dopo la nascita. E un altro parto in anonimato è stato registrato invece nel distretto di Conegliano e Vittorio Veneto, quest'ultimo senza tentennamenti. La neomamma se n'è andata senza voltarsi indietro. Che tempo farà nei prossimi giorni? Giornate seppur fredde resteranno belle. Attenzione però, la prossima settimana è previsto un probabile arrivo di primi fiocchi di neve della stagione. L'anticiclone delle Azzorre continua a proteggerci, insomma per questo fine settimana non sono previste perturbazioni particolari. Seppur freddo, il tempo rimarrà sereno. Per inizio settimana, quindi ci intendiamo da domani, ma fino addirittura giovedì, mercoledì, giovedì, avremo condizioni di tempo stabile, nel senso di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche velatura del cielo dovuta soprattutto alla formazione di foschie e qualche banco di nebbia durante la notte e le prime ore del mattino. Ma da giovedì il tempo cambierà e anche in pianura potrebbero
potrebbero arrivare dei fiocchetti di neve. Da giovedì avremo un peggioramento, quindi con degli annuvolamenti maggiori, ecco l'anticiclone si ritira, ne approfittano subito dei sistemi perturbati di origine atlantica, i cui effetti saranno più evidenti proprio, ma questo lo confermeremo per sabato e per domenica prossimi, quando potremo avere delle precipitazioni, stante le temperature, il periodo è normale che ci siano delle bolle di aria molto fredda, quindi potremo avere anche delle precipitazioni nevose. Tra l'altro proprio ieri si è riunito in prefettura il Comitato Ordine e Sicurezza per decidere le linee guida per la gestione di eventuali criticità connesse a precipitazioni avverse, insomma in caso di nevicate. Il gelo non ci lascerà, ma d'altronde questo dovrebbe essere il mese più freddo dell'anno, quindi temperature ancora sotto zero. Temperature abbiamo detto sempre sotto zero in pianura, -1, -2 gradi, qualche volta ci avviciniamo più allo zero che al sotto zero, i valori massimi variano dai 4-5 gradi fino ai 6-8 gradi anche nei momenti migliori con un'insolazione maggiore. Adesso ci spostiamo allora a Monastier, una cena solidale molto particolare, vedo già Francesca Bozza che la sta seguendo per noi assieme a Lucio Zanato. Francesca, allora, di che cena si tratta? Buonasera Nicola, è tutto pronto, è una cena solidale molto speciale per raccogliere fondi a favore delle popolazioni della golena del Piave che hanno conosciuto la terribile piena del fiume Sacro, ma speciale perché ci sono dei camerieri speciali. Venite con noi. Eccoli lì in fondo, pronti, con tanto di grembiule addosso. E sono i sindaci, eccoli qua, i sindaci della Marca Trevigiana, ma non solo, tanti sindaci con vassoio e grembiule hanno tolto la fascia tricolore perché altrimenti rischiava di sporcarsi. Il sindaco Anna Sozza, allora, tutto pronto, è la prima volta che lei serve i tavoli? La prima volta che lo faccio ufficialmente, di solito sono abituata anche a Macerata a farlo durante la sagra, succede, ma questa sera lo faccio molto volentieri per le popolazioni che hanno avuto problemi con l'alluvione. Noi a Macerata eravamo a rischio, ma ci è andata bene, quindi sostegno massimo a tutti quelli che hanno avuto problemi con l'alluvione. Il sindaco, padrone di casa in qualche modo, il sindaco di Monastier. Sindaco, la solidarietà è sempre, si risponde sempre presenti quando c'è bisogno di aiutare. E questo è un bel segnale, infatti io ringrazio la Sogedi per aver organizzato questa bellissima cena, ringrazio anche i colleghi sindaci per questa disponibilità, sono quasi 20 sindaci, quasi 20 amministrazioni per 4 comuni e questo vuol dire insomma che fare squadra funziona e sono 420 persone che hanno risposto a questo invito, la sala non poteva contenerne di più, quindi noi insomma siamo felici di questo e siamo belli e siamo, come dire, soddisfatti di questo, siamo bravi. Non solo i sindaci, anche le associazioni, vedete anche i bersaglieri pronti con il cappello sempre in testa ma pronti. Hanno fretta di andare a lavorare, che cosa serve sindaco? Il sindaco di Breda cosa sta servendo? No, ma ci aspettano, dobbiamo partire. Hanno fame gli ospiti? Sì, parecchia. E allora lasciamo i sindaci lavorare in questa cena speciale, prego. Vediamo pure la partenza dei camerieri sindaci. Nel suo clou, tutto è pronto, una grande adesione di persone, poi questi soldi raccolti verranno divisi tra i 4 comuni della Marca maggiormente colpiti dalla piena di ottobre, cittadini che stanno ancora facendo i conti con i danni provocati da una piena eccezionale mai vista prima, molte case sono ancora inagibili. Lasciamo i sindaci lavorare, se non ci sono domande dello studio ti restituisco la linea. Grazie Francesca Bozza e grazie anche a Lucio Zanato. Ovviamente domani poi nel corso dei nostri telegiornali, a partire già da quello della prima edizione, vi racconteremo com'è andata questa particolare davvero serata.
Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione fra pochissimo 20:10 per parlare di reddito di cittadinanza e delle polemiche sulla manovra. Abbiamo raccontato anche nel telegiornale, lo facciamo con Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, un po' tutti puntano il dito contro i pentastellati. Allora vedremo cosa risponderà Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle. Poi questa sera alle 21:15 in prima serata, è venerdì, quindi torna 40, il programma che ripercorre con le immagini del nostro archivio la storia della Marca e del Veneto raccontati da Antenna 3. Ospite di questa serata è Sebastiano Rizzo, uno dei redattori dei nostri primi telegiornali, Yvonne Tordini, storico capo di gabinetto della provincia di Treviso negli anni della presidenza Marton e anche Innocenti, e poi abbiamo visto prima nel telegiornale, nel servizio, il nostro meteorologo Giancarlo Iannicelli con le immagini delle sue prime previsioni televisive, e poi tanto altro ancora, tante immagini davvero storiche di Antenna 3 a 40 dalle 21:15. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Sarà un sabato ancora in compagnia del bel tempo. Sul Veneto la costante presenza dell'anticiclone garantirà un tempo stabile e anche ampiamente soleggiato. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con pochi nubi a carattere sparso un po' su tutte le province della nostra regione. Temperature minime comprese tra i -4 e -1 gradi, massime tra i 4 e 5 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto. Anche sulla nostra regione sarà l'alta pressione a dominare. Avremo dunque una giornata di bel tempo con tanto sole e un cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra i -3 e -1 gradi, massime oscillanti tra i 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori, salvo per innocchio addensamenti al mattino. Locali nevicate a bassa quota sulle Alpi di confine. Temperature minime comprese tra i -2 e 0 gradi, massime tra i 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.